Pensa globalmente, agisci localmente. Pensa strategicamente, agisci tatticamente. Peter Drucker. In questa lezione analizzeremo insieme i contenuti del business model. In particolare approfondiremo lo strumento del business model Canvas. Il business model è l'insieme delle soluzioni organizzative e strategiche attraverso cui l'impresa acquisisce vantaggio competitivo. Il modello di business fornisce le linee guida con cui l'impresa trasforma l'innovazione in valore economico-finanziario, in profitto. Definisce le basi per un'organizzazione che consenta di condividere la conoscenza all'interno dell'azienda e valorizzare quindi le proprie risorse umane, favorendo le condizioni ideali per incentivare l'innovazione. Il business model individua i rapporti di interazione e cooperazione con fornitori e clienti, valorizzando le proprie scelte strategiche. Stabilisce le metodologie e gli strumenti per analizzare in modo critico e continuativo i risultati ottenuti, confrontandoli con quelli dei propri concorrenti. Il modello di business di un'azienda ci permette di conoscerla dal punto di vista strategico, lo scopo della sua attività, il modo in cui intende realizzarlo e il target obiettivo di clienti. Ad esempio, consideriamo il mercato degli smartphone. Samsung utilizza lo stesso business model di Apple? No, di certo. Apple produce soltanto cellulari di altissima gamma, su cui ottiene un ampio margine. Samsung è attiva in tutte le fasce del settore e quindi produce anche smartphone più economici. Apple punta a creare un prodotto esclusivo, uno status symbol. Non contano solo le caratteristiche tecnologiche, ma anche la reputation derivante dal possedere l'iPhone. Il modello di business, di fatto, è un'analisi strategica dell'azienda che risponde alla seguente domanda. In che modo il cliente è più propenso a pagare il nostro prodotto o servizio? Quindi, come faccio i soldi? Prendiamo ad esempio Nespresso. L'azienda, oltre ad aver adottato una strategia di comunicazione volta a trasmettere qualità e design nella scelta della macchinetta del caffè e nella gamma delle cialde, ha orientato le sue scelte strategiche in ottica di ricavi, soprattutto basate sulle cialde. Le macchinette del caffè, considerate elementi di arredo e di design, vengono proposte allo stesso prezzo delle altre macchinette di maggior diffusione. Ciò che però viene maggiormente valorizzato sono le cialde, che costano di più della concorrenza e spingono il cliente al riacquisto grazie alla grande varietà. Quindi il cliente sceglie Nespresso perché ha un costo iniziale accessibile a tutti, il costo della macchinetta e le cialde omaggio. Si differenzia nel customer service per la vasta scelta, il design del packaging e le app di riordino automatico. Un modello usato frequentemente per descrivere la strategia aziendale è il Business Model Canvas. Il Business Model Canvas è uno schema che permette di descrivere un'idea imprenditoriale, un modello economico e strategico in una sola pagina. Andiamo ora ad analizzare i singoli box e le interdipendenze tra questi. In questa lezione analizziamo i seguenti box del Business Model Canvas: la Value Proposition, i segmenti di clientela, i canali distributivi e le relazioni con i clienti. Rimandiamo le altre sezioni al modulo successivo. Iniziamo ad analizzare la Value Proposition. In questa sezione è necessario descrivere i prodotti e i servizi che rappresentano un valore per uno specifico segmento di clienti. L'azienda deve rispondere alla seguente domanda: perché i clienti dovrebbero scegliere il mio prodotto o servizio? Qual è la mia reale proposta di valore? Molto spesso, più che associare la proposta di valore a qualcosa di tangibile e concreto, risulta più efficace capire gli asset intangibili su cui si fonda il nostro valore aggiunto. Le principali marche comunicano nella loro proposta di valore innovazione, bellezza, sicurezza. Una buona proposta di valore si focalizza su bisogni e desideri davvero importanti per i clienti e tiene conto sia di aspetti funzionali, come la necessità per il cliente di svolgere una determinata attività al meglio o più velocemente, sia di aspetti emotivi e sociali, come le paure, le frustrazioni, i desideri più nascosti, il senso di accettazione da parte di un gruppo. Passiamo a descrivere i segmenti di clientela. La domanda principale che dobbiamo porci è: quale bisogno soddisfa il mio prodotto o servizio? Quali sono i clienti che ricercano la soddisfazione di questo bisogno? Un modo semplice è quello di creare dei gruppi di clienti in relazione a comportamenti, esigenze e bisogni che le persone hanno in comune. Le aziende leader nel mondo hanno compreso che le ricerche di mercato da sole non bastano.
Bisogna conoscere quello che desiderano le persone e i gruppi che compongono il mercato. Per questo, nei team è prezioso avere professionalità diverse a confronto, come economisti, legali, ma anche psicologi, sociologi, con le loro conoscenze e punti di vista, orientati più alla persona e al cliente. Le aziende devono essere customer oriented, non product oriented. La scelta del cliente e l'analisi dello stesso cambierà molto a seconda del mercato in cui ci si posizionerà. Se è un mercato di massa, se è un mercato di nicchia, se è un mercato segmentato, se è un mercato diversificato o se è un mercato multiside. Passiamo ora a descrivere in che modo veniamo in contatto con i nostri clienti, quindi analizziamo la sezione canali distributivi. Starbucks puntò talmente tanto sulla strategia dei canali distributivi da utilizzare come slogan "Il terzo posto dopo casa e ufficio è Starbucks". I canali devono essere intesi sia come primo contatto con il cliente, sia come luogo di acquisto, anche online, sia come capacità di generare customer service nel post vendita. Molte aziende oggi hanno la compresenza di store fisici per mantenere la relazione con il cliente abituale e store online per acquisire nuovi clienti e permettere un riacquisto più frequente. Questo accade sia nel mercato business sia nel mercato consumer. Pensiamo invece alle sole aziende di e-commerce. Zalando, per esempio, ha fatto del suo pagamento alla consegna un modo per superare la reticenza all'acquisto online. Yoox, d'altra parte, grazie al reso gratuito, ha trovato il suo punto di forza. La scelta di adottare un canale distributivo di vendita diretta e quindi avere un contatto diretto con il cliente genera un maggior controllo sulla percezione del marchio e un maggior controllo sui risultati economici, anche se questo spesso implica un aumento dei costi e della complessità gestionale. D'altro canto, la scelta di avere degli intermediari, pensiamo ai franchising, ai distributori o ai rivenditori autorizzati, permette all'azienda di sostenere costi minori, di avere una diffusione più capillare e di avere una diffusione più veloce del brand. Questo però implica un minor controllo sul valore percepito dal cliente. Passiamo ora al box delle relazioni con il cliente. Il box delle relazioni con il cliente descrive il tipo di relazione che l'azienda stabilisce con i diversi segmenti di clienti. Questa sezione indica le modalità attraverso le quali l'impresa acquisisce clienti, fidelizza i clienti già acquisiti e aumenta le vendite. L'acquisizione di un nuovo cliente può dipendere dal servizio del personale interno. In alcuni negozi ci sono dei protocolli comportamentali degli addetti alle vendite. Può dipendere da una promozione connessa al lancio di un nuovo prodotto o da attività di marketing mirate. La fidelizzazione, invece, significa portare il cliente al riacquisto del nostro prodotto o servizio. Per esempio, attraverso la tessera fedeltà possiamo analizzarne gli acquisti e proporne un'offerta personalizzata. Oppure pensare a campagne promozionali solo rivolte a chi ha la nostra tessera. Un'altra potentissima forma di fidelizzazione è la creazione di community che discutano dei nostri prodotti e servizi e che venga anche interpellata in ottica di co-creation di nuovi prodotti per reperire tester di mercato. In questo modo il cliente si sente parte integrante della realtà aziendale e si fidelizza automaticamente. Un altro elemento molto rilevante è il servizio post vendita. Se il cliente percepisce affidabile l'azienda, non rimarrà deluso dal ricevere un prodotto guasto, purché la sua segnalazione venga gestita e processata in poco tempo e l'azienda si mette in una posizione di ascolto delle sue problematiche. Se invece la segnalazione di un guasto o di un difetto viene processata lentamente ed il cliente percepisce un servizio scadente, l'azienda ne uscirà penalizzata. Le sezioni fin qui descritte sono relative alla parte del Business Model Canvas che analizza la relazione strategica con il cliente. Il modulo successivo si focalizzerà sui box che entrano nel merito delle attività e risorse chiave e dei costi e ricavi connessi.